Amici sportivi e amanti della pallavolo, buonasera. Queste immagini giungono in diretta dal Palazzo di Città del Friuli, dove sta per avere inizio la partita valida per la 11ª giornata di andata del recupero del girone C della Serie B1 tra la IOP Group Forum Iuli Udine Volley e l'NGS Porto Mantovano. Diamo subito lettura dei roster delle due squadre, a cominciare come sempre dalle ospiti, che schierano col numero 1 Claudia Mazzarini, col numero 2 Chiara Poggi, col numero 3 Guia Miserendino, col numero 4 Chiara Bellardi, col numero 5 Gioia Riccato, col numero 6 Margherita Dalla Pellegrina, col numero 7 Cattileni Giardini, col numero 10 Anna Paola Ghirardelli, col numero 13 Giulia Collette, col numero 14 Giorgia Garau, col numero 16 Maila Fiorellini, col numero 15 Agnese Gualtieri. Primo allenatore il signor Biagio Marone, il secondo allenatore il signor Cristian Luppi, lo scoutman il signor Fabrizio Lini. Per quanto riguarda la IOP Group Forum Iuli Udine Volley abbiamo col numero 2 Bovolo Irene, col numero 3 Brumatta Alessia, col numero 4 Cicolini Alessia, col numero 5 Pezzotti Alice, col numero 6 Nardini Daniela, col numero 7 Tamborino Camilla, col numero 8 Urbinati Alice, col numero 9 Colonnello Elena, col numero 10 Cerutti Laura, col numero 11 Marcuzzi Maria, col numero 13 Snidero Beatrice, col numero 15 Grego Laura, col numero 17 Giatti Aurora, col numero 18 Bortot Chiara. Primo allenatore il signor Pasqualino Leone, secondo allenatore il signor Carlo Della Maria, dirigente in panchina il signor Simone Cappelletti, mentre per quanto riguarda la terna arbitrale che dirigerà l'incontro aveva il primo arbitro il signor Libralesso Alberto, il secondo arbitro il signor Graselli Riccardo e segnapunti del team romano. Squadre schierate, il primo servizio è a favore di Porto Mantovano con la numero 7 Cattileni Giardini dai 9 metri, pronta a dare la prima palla di questo match. Molto profonda ricevuta da Brumat, palla per Snidero, attacco lungolinea, esce abbondantemente questa prima palla, primo punto per Porto Mantovano che si ripresenta di nuovo in battuta sempre con Giardini. Situazione molto buona da parte di Urbinati, palla per Cicolini da zona 2, primo punto anche per la IOP Group Udine Volley, impatta subito il match, uno pari, battuta per la Udine Volley, Marcuzzi Maria. La ricevuta posta abbastanza staccata da rete, palla per l'opposto, tenuto con qualche difficoltà dalla difesa di Udine, appoggio di Brumat in palleggio, palletta da parte dell'ala di Porto Mantovano che si spegne in mezzo al campo, secondo punto per le ospiti che portano in battuta il numero 16 Maila Fiorellini sul 2-1 per Porto. Servizio ben ricevuto da Brumat, primo tempo per Nardini, tenuta bene a muro, si rimette la palla in campo di Porto con un free ball abbastanza lunga, ancora posto 4, tiene ancora Urbinati in ricezione, ancora Cicolini, palla cade, secondo punto personale, secondo punto di squadra, 2-2 e in battuta si presenta la stessa Alessia Cicolini. Palla ben tenuta dalla ricezione di Porto, cercato un pallonetto sul posto 4 dovuto anche al raddoppio a muro da parte di posto 4 verso centrale, la palla si spegne nella rete, terzo punto per la IOP Group, ancora in battuta Cicolini. Palla gestita bene, Brumat da posto 6, molto bene in difesa, palla per Beatrice Snidero,
colpo lungo, difesa di Porto non ci arriva, la palla schizza via fuori campo, toccata da posto 6, 4-2, continua la battuta di Ciccolini per la Job Group. Palla scende un po' prima rispetto alle altre battute, buon lavoro a muro da parte di Udine, ancora per Beatrice Snidero, diagonale, cambia angolazione, prima lungo posto 6, adesso ho cercato questa diagonale tra 4 e 5, palla molto bella, presa alta, chiude il punto, 5-2 e primo time out chiamato dalla panchina di Porto Mantovano, risultato appunto 5-2 per Udine. Rientrano le squadre in campo, continua il turno di servizio da parte di Alessia Ciccolini per la Job Group, vediamo quale tattica userà adesso, palla sempre su 4 metri, palla di seconda da parte di Pezzotti, dovuta la palla attaccata molto a rete, difesa ancora questo attacco di Porto, Beatrice Snidero ancora da posto 4, tiene il posto 6 di Porto, palletta ben tenuta da Udine, ancora Ciccolini attacca forte, difesa di parte di Porto, contrattacco e questa volta il punto viene chiuso dalle ospiti con una buona palla presa alta sulla diagonale lunga, terzo punto per Porto Mantovano, 3-5, e Porto si presenta in battuta con l'opposto Giulia Collette dai 9 metri. Servizio che si spegne nella rete e dà il sesto punto alla Job Group con battuta di Beatrice Snidero per le padrone di casa. Beatrice lungo sul posto 6, attacco Porto con il numero 5 Gioia Riccato, ancora l'opposto tenuto con qualche difficoltà, la prima palla tenuta da Udine non riesce poi a gestire questa palla di secondo tocco, la palla cade, 6-4 sempre per Udine, un punto recuperato da parte delle ospiti, ancora in battuta con la numero 13 Colette, buona recensione di Beatrice Snidero, gioca una fast per Nardini, tenuta dal libero di Porto, un po' di confusione sotto rete, c'è solo l'appoggio da parte di Udine nel campo avversario, primo tempo giocato da Porto Mantovano con il numero 10 Anna Paola Ghirardelli, capitano, che porta al quinto punto a favore delle ospiti, 5-6, ancora un punto di vantaggio per la Job Group. Palla questa volta battuta corta, buona l'alzata di Pezzotti per Brumat, colpo alto forte, si spegne nel campo avversario, 7-5, fatto questo cambio palla da parte di Udine e battuta di Nardini per le padrone di casa. Buona ricezione da parte di Porto, pallonetto spinto, ancora Brumat, tocco a muro da parte di Porto, palla esce ma ovviamente abbiamo visto anche da qua su il tocco, ottavo punto per Udine, 8-5, ancora Nardini da 9 metri. Esce di poco il muro di Brumat per i padroni di casa su questa palla tirata molto forte dall'opposto di Porto Mantovano,
sesto punto, 8-6. Ottima difesa da parte di Pezzotti, che non ha saltato sull'attacco del centrale, ma ha difeso in qualche maniera una palla che gli è praticamente arrivata addosso, molto bravo poi a ricostruire e dare il nono punto per Udine, 9-6, in battuta la stessa Alice Pezzotti. Lungo verso posto 5, buona ricezione da parte delle ospiti e ottima palla dell'opposto Giardini. Chiude questo colpo in diagonale dando il settimo punto per le ospiti, 7-9. E si presenta in battuta il capitano Ghirardelli per le ospiti. Palla lunga, dicevo Urbinati molto bene, palla buona per Maria Marcuzzi, primo tempo dato da Pezzotti, ottima palla, brava Maria a prendere la palla molto alta, colpo lungo profondo verso il posto 1, decimo punto, 10-7 per le padrone di casa, con in battuta Brumat. Stavolta il servizio di Udine che si spegne nella rete, dando l'ottavo punto per Porto, 8-10, battuta l'opposto Giardini. Buona reazione da parte di Brumat, palla per Ciccolini, ottima diagonale, palla presa molto alta, colpo forte, colpo preferito, uno dei colpi preferiti da Ciccolini, 11° punto e in battuta da 9 metri si presenta Marcuzzi. Battuta lunga profonda sul posto 5, tiene in qualche modo la ricezione di Porto, attacco di prima intenzione da parte di Ciccolini, tenuto anche da questo dalla difesa di Porto. Pezzotti ancora per Ciccolini che va a chiudere questa ottima diagonale, palla sulla linea sui 4 metri, veramente un bellissimo colpo, bravissima Alessia, e viene chiamato il secondo tempo da parte della panchina di Porto Mantovano sul punteggio di 12-8 per le padrone di casa. Time out chiamato precedentemente ha portato discreti frutti alla formazione ospite, ha fatto un parziale di 3 punti, vediamo se magari il mister ha voluto subito spendere anche il secondo, vedrei di recuperare questi punti che sono di distacco, sono 4, 12-8 per le padrone di casa, che vanno in battuta ancora con il turno di Maria Marcuzzi. Esce la palla, time out ha fruttato questo errore in battuta da parte del Job Group, 12-9, servizio che passa alle ospiti. Buona tenuta invasione di Nardini sul primo tempo, era una palla molto attaccata a rete, è riuscita a colpirla abbastanza alta, però poi non è riuscita a frenare, diciamo, lo slancio del braccio, è andata a colpire il nastro bianco. Fallo, invasione, 12-10, ancora. Buona ricezione da parte di Snidero, viene servita per questo colpo in diagonale, tenuta dalla difesa di Porto. La palla esce veramente di poco, ma quello che basta per dare il 13° punto per la Job Group, che effettua il doppio cambio in diagonale
solito match abituato a questa situazione, entrano Bortot e Bovolo per Pezzotti e Ciccolini. Si vanno a riformare i tre attacchi in prima linea, in battuta ovviamente la pareggiatrice Bortot. Eccezione che resta sui 3 metri, ottima difesa di Tamborino e chiude l'azione Beatrice Snidero con questo colpo lungo tra 1-6. C'è stato l'intercetto da parte di posto 6 di Porto, ma diciamo che la palla è scappata via. 14-10, ancora in battuta Bortot, sempre per la Udine Volley. Ancora sul posto 6, questa ricezione molto buona, me lo ricordo prima, ancora per Beatrice Snidero, ancora lungo tra 6 e 1, più verso 6, passa alta, colpisce molto forte, brava Beatrice. 15-10 e continua il turno di battuta di Bortot per le padrone di casa. Ancora ricezione sui 3 metri da parte di Porto, buona difesa di Tamborino, palla rigiocata con un bugger da parte di un volley nel campo di Porto, pallata per posto 4, ottima, e chiude Nardini in questo muro verso il posto 2, lasciato sguarnito da formazione ospite. 16° punto, 16-10 per la Udine Volley e continua il turno del servizio di Chiara Bortot. Ace di Bortot, una palla che è scesa di colpo, molto flottante, regala il 17° punto per le padrone di casa. Buona ricezione da parte di Porto in questo frangente, difesa di Tamborino, palla per Bovolo, difesa ottima di Porto Mantovano, palla solo appoggiata nel campo avversario da parte di Beatrice Snidero, palla per l'opposto, cerca un pallonetto lungo ma va a schiantarsi sulle mani di Beatrice Snidero, molto attenta a muro. 18-10. E ancora Bortot dai 9 metri per il padrone di casa. Ottima difesa di Tamborino su un colpo molto forte da parte della banda di Porto. Ottimo palleggio. Ancora difesa di Bortot sul posto 1. Palla che non riesce a essere spinta sul muro avversario, che faceva ottima guardia sotto rete. Palla cade nel campo della Job Group. 11° punto per Porto, che effettua questo cambio palla importante che interrompe una striscia di battute del pareggiatore di Udine e si presenta dai 9 metri. Una battuta che esce dalla numero 14 Giorgia Garau e porta a 19 i punti della Job Group, con in battuta il capitano Beatrice Snidero. Qualche problema in questa ricezione da parte di Porto, molto bravi a ricostruire palla alta in posto 4, giocato con le mani del muro, non riusciamo a invadere bene sul piano dell'imbalzo, la palla scappa via, punto per Porto. 19-12 e cambio nelle file del padrone di casa, entra con il numero 9 Elena Colonnello per capitano Beatrice Snidero.
Ultima ricezione, Nardini costretta con la mano sinistra ad aggiustare questa palla. Ottimo muro da parte di Bovolo, molto invadente, ha aspettato il momento giusto per mettere le mani nel campo avversario. 20-12 e si presenta Nardini dai 9 metri per la battuta. Buona ricezione da parte di Porto, palla scappa via, tacco fuori. 21-12. Ancora Nardini. Primo tempo tenuto da parte del padrone di casa sull'attacco di Porto. Attacca Brumat, palla non scende, esce di un metro abbondante oltre la linea rossa di fondo campo. 13° punto per Porto Mantovano, 21-13. Esce abbondantemente anche l'attacco dell'opposto numero 7 Giardini, dopo che Porto ha avuto la free ball sulla ricezione non tenuta nel campo da parte di Udine Volley. Tanto coach Leone chiude il doppio cambio, torna alla diagonale di partenza e torna in battuta Pezzotti. Buona ricezione, palletta spinta da parte del capitano Ghirardelli, cercava un palla lunga per il posto 6, la palla esce abbondantemente su questo colpo piazzato. 23-13 e ancora in battuta Pezzotti per la Iop Group. Qualche problema in ricezione ancora da parte di Porto Mantovano. Primo tempo di Maria Marcuzzi, ottimo colpo preso alto, ottima palla anche di Pezzotti, data molto bene. 24° punto, 24-13, palla del set point, ancora in battuta Pezzotti per la Iop Group. Palla che muore in rete, sfumato il primo set point e cambio anche nelle file di Porto, entra numero 15 Gualtieri per il capitano Ghirardelli per la battuta. Ovviamente numero 15 Gualtieri un libero con la maglia giocatore, quindi sarà fatto questo cambio per difendere ovviamente il posto 5 sull'eventuale attacco della parte di Udine Volley. Vediamo come si svilupperà il gioco. La battuta di Gualtieri, palla che esce sul muro di Porto Mantovano. 25° punto, si chiude 25-14 il primo set. Il primo set possiamo dire condotto dall'inizio alla fine da parte della Iop Group, dopo aver preso un ottimo margine da metà set in poi, 8 punti li ha tenuti poi fino alla fine. Quindi primo parziale a vantaggio del padrone di casa, e noi ci prendiamo come sempre una piccola pausa e ci risentiamo fra un 3 minuti circa.
rientrano i sestetti in campo. Adesso vediamo, possiamo notare, non abbiamo notato variazioni in quelli di partenza, quindi sestetti riconfermati anche per questa seconda frazione di gioco, che avrà il via con la battuta da parte della Job Group con Brumat, che servirà il primo pallone di questa seconda frazione di gioco. Subito lunga, palla tenuta molto bene sui 3 metri, difesa ancora da parte di Beatrice Snidero sulla diagonale, servita nuovamente stessa Beatrice, tenuta ancora da posto 6 e Porto. Viene chiamato un tocco a muro da parte di Ciccolini. Primo punto per Porto Mantovano, va in battuta col pareggiatore Chiara Poggi. Tutta che scende, buona reazione di Urbinati. Colini lascia scendere un po' troppo la palla, colpisce forte ma la palla si spegne sul nastro e rimane nel campo della Job Group. 2-0 per Porto Mantovano. Ancora Poggi alla battuta, poche difficoltà sulla ricezione, palla solo appoggiata nel campo di Porto e attacco di Riccato, chiude molto bene questa azione. Terzo punto per Porto, 3-0. Urge un cambio palla per la Job Group. Di Beatrice Snidero e palla che esce sull'attacco di Marcuzzi. 4-0. E ancora al servizio Poggi per Porto Mantovano e palla messa nell'angolino, veramente un'ottima battuta. 5-0, costringe Coach Leone a chiamare time out per far sì che la squadra avversaria non scappi via in questo inizio di secondo set. Il secondo set un po' rallentatore per la Job Group, vediamo se servirà questo time out per risvegliare un attimino le ragazze. E intanto saluto Silvia che ci ha raggiunto in cabina di commento. Ciao Silvia. Ciao Ugo, adesso sono arrivata al volo dalla palestra, da una palestra all'altra. Palestra. Eccoci. Quindi qua. cedo adesso il commento a Silvia. Dammi tempo che già non ci vedo, Ugo. Siamo qua. Tanto che si sistema. Abbiamo smarrito il pallone. Sì, hai ragione. Siamo 5-0 per Porto in questo secondo set. Inizia un po' in ombra da parte della Job Group. Insomma, questo time out si è servito un po' a risvegliare un attimino gli la squadra. animi. Sì. Ecco qua. Battuta. Pezzotti si affida di nuovo a Beatrice Snidero che viene tenuta in difesa, ma la palla fortunatamente per le padrone di casa scappa via. Primo punto segnato sul tabellino di marcia, in battuta va Maria Marcuzzi. Battuta profonda, in difficoltà, nettamente in difficoltà stavolta la ricezione delle ospiti e primo ace del secondo parziale. Battuta sempre Maria Marcuzzi. Altra battuta lunga e profonda, stavolta sulla zona di conflitto tra posto 1 e posto 6. Altro ace per Maria. Due belle battute, Ugo. Se non altro si può dire che il time out è servito perché da 5-0 3-5, 3 punti importanti. Riaperto questo mini break. Subito, esattamente, quindi buon lavoro. Marcuzzi ancora in battuta.
Stavolta la ricezione tiene, si affida alla sua banda. Ottima difesa di Maria che c'era sul pallone, ma le scappa via questa difesa. 3-6 e in battuta per le ospiti Riccato. Battuta in salto, spin insidiosa, Brumato non ce la fa. Ace stavolta per la compagine ospite che allunga sul +4. Stavolta la battuta in salto spin scappa abbondantemente fuori dal campo. In battuta per la Youth Group Forum Iuli Udine Volley Alessia Cicolini. Battuta la sua profonda, va dietro sul posto 2, attenta a muro Beatrice Snidero che non si fa fregare da questo pallonetto cercato dalla compagine di Porto Mantovano. Di nuovo sotto la formazione di casa 5-7. Buona la ricezione stavolta per Porto Mantovano, buona l'attenzione a muro e la copertura di Alessia Cicolini e va Beatrice Snidero con un bel attacco profondo verso posto 5 dove il libero delle ospiti neanche prova Ugo a tenere questa palla in difesa. È stata una situazione di difesa che francamente ho visto l'ultima parte, ma questa la banda di posto 4 che è scesa molto indietro sui 5 metri circa e molto attaccata a riga rossa, praticamente ha dato quasi fastidio al libro che si è spostato verso il posto 6, ma si hanno creato una serie di difficoltà tra di loro proprio, quindi magari un errore di piazzamento è agevolato dal colpo di Beatrice ovviamente. Attacco abbondante fuori dalla linea di fondo campo, chiedevano un tocco a muro ma l'arbitro è molto deciso sulla sua decisione. Nel frattempo Ugo 7 pari. Direi che il time out è servito, ovviamente, così lo strappo. Peccato, la battuta di Cicolini si ferma sulla rete. In battuta per le ospiti Ghirardelli, il capitano. Battuta a piedi a terra, Brumat tiene bene, Pezzotti si affida a Beatrice Snidero che viene tenuta a muro, ottima copertura dietro il muro, altro attacco in pipe, la palla tocca il nastro, esce fuori ma era comunque attenta Beatrice Snidero sulla copertura del muro di Daniela ed è proprio lei che va in battuta. Ricezione che esce fuori dai 3 metri, si affida dietro a posto 2, attacco molto veloce questo di Porto Mantovano, infatti Daniela Nardini non riesce ad andare a raddoppiare il muro e la palla passa esattamente tra le due a muro. Sì, proprio un attacco dritto per dritto, hanno chiamato muro aperto e ovviamente ci ha pensato 2 volte al posto di Porto Mantovano a fare questa palla in posto 6. 9-8 per le ospiti. Battuta in salto spin, Beatrice è un attimo di difficoltà, viene fischiata questa doppia a Daniela. Ugo. Ma visto quello che ho visto fino adesso, un 3 partite che ha fatto qua, forse questa proprio era meno doppia di tutto quello che abbiamo visto non fischiare. Quindi... non meno di qualche giorno fa. Esatto, quindi vabbè, l'accettiamo, ma ci vorrebbe un po' più di uniformità su queste cose. C'è sempre il terrore, no Ugo, quando centrale va ad alzare. Abbondante la difesa di Beatrice, non ne approfitta il centrale di Porto Mantovano, ottimo intervento in difesa. Bel attacco questo di Alessia Cicolini, un bel attacco in parallela. Molto forte l'attacco in parallela di Alessia, palla molto alta, a scavalcare il muro e andare a impattare sul libero, che era in difesa, ma non è riuscito a dargli quella parabola necessaria per ricostruire. 10-9 per le ospiti, in battuta Nardini per la Udine Volley.
palla lunga, ben tenuta in ricezione, va in posto 4, attacco completamente sbagliato sia per tempo sia per traiettoria della palla, che scappa completamente fuori alla banda Miseridino. E il coach chiama time out. Stavolta time out è chiamato dalla panchina di Porto Mantovano. Sul 10 pari. 10 pari. Approfittiamo di questo time out anche per ricordare quello che è successo domenica scorsa per le due compagini. La Live Group Forum Iulia ha ospitato qua il capolista Nardi Volta Mantovano, e si è imposto con un bellissimo 3-1, mentre Porto Mantovano è andato a vincere a Torri, a Vicenza, per 3-0, e la prossima partita sarà, diciamo così, tra virgolette, il ritorno delle due formazioni. Giocheranno a Porto Mantovano sabato 26-3 alle ore 20:30. Nel frattempo è ripresa la partita con l'attacco, con la battuta di Daniela. Buon attacco in primo tempo, forse un attimino poco invadente il muro di Maria, e giustamente Centrale ne ha approfittato. Sì, mancava un attimino di prima dell'imbalzo nel campo avversario. Il tempo era giusto, ma mano nel campo nostro scappa via la palla. 11-10 per le ospiti. Battuta fuori, appena millimetrica questa palla uscita. Battuta la regista di casa Pezzotti Alice. Battuta a cercare posto 1 nel campo avversario. Attacco da posto 4 ben tenuto a muro da Ciccolini e Marcuzzi. La stessa viene chiamata da Pezzotti dietro in posto 2. Altro ottimo attacco di Alessia, che riprende un po' la bella prestazione che ha fatto domenica. Questa sera sta tirando molto forte, senza tanti problemi, quindi si fida del suo momento di forma, viene sfruttata anche da Pezzotti giustamente, quindi 12-11, sorpasso da parte di Udine, e battuta sempre verso posto 1 da parte di Alice. Intervento in difesa di Tamborino. Beatrice può solo piazzare la palla di là, attenta alla difesa di Porto Mantovano. Anche qui altro attacco abbondantemente fuori, un attacco quasi senza un'idea ben precisa. Si manca un po' di, diciamo così, di direzione, di capacità di voler mettere la palla, appunto, la forza c'è, in dubbio, capisco una palla molto forte, però poco controllo dello stesso esatto. gesto. Eccolo lì, bella battuta di Alice Pezzotti che mette in difficoltà la ricezione di Porto Mantovano. Un appoggio non completamente preciso, ma Pezzotti si affida a Ciccolini che chiude un ennesimo attacco, e Porto Mantovano chiama nuovamente time out, giustamente su questa mini break delle padrone di casa sul 14-11. Che non fa scappare via ovviamente la Live Group. 14-11, molto buona la reazione dopo il 5-0 iniziale, diciamo, il time out ha sortito gli effetti sperati. Entrano in campo nel frattempo i due sestetti, in battuta sempre Pezzotti. Battuta sempre verso posto 1, stavolta la ricezione funziona. Altro attacco in diagonale, ottimo intervento difensivo di Tamborino. Brumat può solo piazzare di là, si ripropone in una pipe ben tenuta a muro da Marcuzzi e Brumat. Pezzotti chiama Maria Marcuzzi. Cercava forse Maria, anche chiamato poi da Alessia, un tocco a muro che non c'è stato. Sì, peccato per la conclusione di questo attacco, perché la scelta era anche giusta, forse una palla per Maria un po' leggermente bassa. Sì. Dopo ovviamente sta anche nella capacità anche dell'attaccante di riuscire a capire quando si può tirare. Cambio in battuta nel frattempo per le ospiti. Diciamo che Maria è giovane ed è un errore, esatto, che ci sta assolutamente, visto che anche ha effettuato questo cambio ruolo.
lascia sfilare giustamente Urbinati, questa palla esce fuori dal campo. Viene di nuovo chiuso il cambio, esce la neoentrata Fiorellini e rientra la 14 Giorgia Garalli, che viene sostituita dal libero. Battuta per le padrone di casa Brumat. Battuta lunga e profonda, ricezione staccata da rete. Si va in posto 4, attento il muro stavolta che tocca Brumat, però può solo appoggiare di là in bagger. Ottimo questo colpo in fast della capitana di Porto Mantovano. Muro un po' scomposto delle padrone di casa. Sì, ne ha approfittato il capitano Girardelli, questo fast in mezzo al muro. 15-13 per Udine. Ottima stavolta la ricezione di Urbinati e Snidero passa senza problemi con questo muro a 1. In battuta Maria Marcuzzi. Battuta lunga, ben tenuta in ricezione, stavolta si affida al suo capitano al centro, bel primo tempo, ben chiuso e girato verso la linea laterale del campo. Nulla da dire qui, No, Ugo. niente da dire, poi giustamente è andato a cercare il nostro centrale che ha appena battuto, quindi con un colpo di primo tempo difficile da difendere da parte di Maria, quindi 16-14. Di nuovo in difficoltà Alessia, come la rotazione precedente su questa battuta di Porto Mantovano di Riccato aveva subito anche la precedente rotazione Leis. Sì. -1 per le ospiti che si fanno sotto. Di nuovo Riccato in salto spin, stavolta Brumat tiene ricezione, Pezzotti si affida alla solita Cicolini che viene ben tenuta a muro. Bel muro stavolta del duo Snidero e Daniela Nardini, che non lascia passare l'attacco e, come ci ha ormai abituato a metà set, ci propone il solito doppio cambio. Come nella prima frazione, come nelle partite precedenti. 3 attacchi davanti, rientrano Bovolo e Bortot per Cicolini e Pezzotti. Pezzotti. In battuta va proprio Bortot. Battuta che scende in difficoltà al libero di Porto Mantovano. Anche questo attacco in pipe, come ci aveva fatto vedere prima da posto 4, colpo come dicevi tu forte, ma poco controllo su questo gesto tecnico che scappa via abbondantemente. Alla destra del campo. Di nuovo Bortot sul +3, 18-15. Di nuovo in difficoltà la ricezione di Porto Mantovano, stavolta chiude il colpo piazzandolo. Bovolo piazza il colpo in posto 6, attenta alla difesa, una zampata del centrale di Porto Mantovano. Beatrice Snidero non se le fa ripetere 2 volte, lei tira un bel colpo verso posto 6, bel colpo questo. È andata a prendere anche questo pallone molto in alto, bravissima Beatrice. E come nel primo set l'entrata in doppio cambio ha portato subito frutto, anche prima è stato il break decisivo su questa mossa da parte di Coach Leone, e anche adesso 2 punti e questa palla che finisce la sua corsa nella rete. 19-16, rimaniamo a +3 e cambio, esce il centrale col numero 10 Ghirardelli, entra il numero 7 Giardini. Di nuovo in difficoltà Brumat su queste battute in salto spin. Così, a occhio giudizio da qua sopra che non si capisce bene, io
l'avrei lasciata andare perché sembrava avesse preso questa traiettoria verso l'uscita laterale del campo, ma ovviamente da qua su qua è un'altra cosa, quindi ci fidiamo del fatto che Brumata se abbia la prenda. provato. Quindi deve la palla là dentro, vediamo. Stavolta la palla nettamente si ferma e si insacca a metà rete. Ovviamente viene riproposto il cambio, chiuso il cambio. E battuta intanto si presenta Snidero sul 20-17. Che lei sceglie questa battuta lunga e profonda in cui il Porto Mantovano va in difficoltà, ben attento il muro di Brumate Nardini non chiude il colpo, cerca una palletta corta all'opposto Fiorellini di Porto Mantovano, ma le rimane praticamente in mano perché la palla quasi non arriva a rete. Ugo da posto 2 hanno qualche difficoltà su dei pallonetti, è già il quarto che gli cade proprio nella rete, 4 pallonetti, 3 o 4 non mi ricordo, 3 sicuramente, e 3 che si spengono proprio nella rete, quindi hanno difficoltà nel mettere la palla nel campo di Udine, adesso proprio un contrattacco. Direi che Miseridino cercava le mani del muro, ma è andata abbondantemente sopra visto la traiettoria che ha preso la palla. 22-17 per la Diop Group, in battuta ancora Snidero, ancora colpo sempre lungo. Sì. In difficoltà la ricezione. Brumat incozza contro il muro di Porto Mantovano. Di nuovo Miseridino, è attenta Bortot. Brumat viene nuovamente tenuta in difesa, si ripropone con una pipe in cui Daniela Nardini e Brumat sono attente a muro e non passano. Porto Mantovano non riesce a passare con questa pipe. 23-17. Sempre battuta Snidero. Altra battuta lunga e profonda, stavolta sulla banda di prima linea. Viene richiamata. Ottimo tenuta a muro, un po' meno la discesa. Ugo da muro, Bovolo e Nardini guardano giù invece di guardare in alto e la palla. Sì, hanno dato tutti e due sul campo, la palla invece era andata verso l'esterno. Comunque brava anche la banda di Porto Mantovano, non chiudere il colpo, giocare con le mani alte del muro. 23-18. Abbondante la ricezione, sprecano questo rigore, come si suol dire, rubando un termine calcistico. Porto Mantovano. C'è un fallo di seconda linea anche non visto. Ottima difesa di Snidero. Bortot chiama Brumat che viene tenuta in difesa. Stavolta l'attacco di Miseridino finisce sulla rete, 4 tocchi. C'è stato anche il muro da parte di Bortot, seconda linea, ma diciamo che fortunatamente gli arbitri si sono accorti. 24-18, cambio, esce Daniela Nardini ed entra in battuta Laura Cerutti, direttamente dalla nostra Serie D Under 18, esordio. Altra giovane leva del vivaio. Battuta, ottimo attacco questo in primo tempo, primo esordio forse con un po' di tensione visto che la battuta giustamente l'ha messa in campo sul 24-18, ha un peso non indifferente per una giovane. 24-19 in battuta le ospiti. Tiene bene Snidero, Bortozzi affida a Maria Marcuzzi che gira bene questo colpo verso posto 1. Chiude il set 25-19. Sì, diciamo un set leggermente tra virgolette un po' più equilibrato del primo. Il primo siamo scappati via già sul 18-11, quindi è stato abbastanza agevole per portare il set dalla nostra parte. Qui si è dovuto lavorare un po' di più, soprattutto in base dovuto anche al fatto del 0-5 iniziale, poi però
la squadra si è ben comportata, è impattato subito e siamo andati via poi nella seconda fase del set in maniera abbastanza comoda. 2-0 per la Job Group, adesso vediamo cosa terzo parziale cosa ci riserverà e noi ci sentiamo come sempre fra un 3 minuti circa. Eccoci qua per la terza frazione di gioco. Ugo, se setti dal lato delle padrone di casa mi sembra invariato. Sì. Abbiamo un cambio invece Sì, nelle file. È rientrata Giardini come nel primo set in opposto e mi pare basta solo questo Sì. cambio qua per il momento da parte di Porto, mentre poi la Job Group sestetto base di partenza degli altri primi due set anche nel terzo parziale. Battuta Poggi per il Porto Mantovano. Battuta in salto flot, facile, ben tenuta in ricezione da Beatrice Snidero. Bel colpo sulle mani alte del muro. Primo punto ad appannaggio delle padrone di casa. Sì, va a cercare proprio l'ultimo pezzo del muro dell'opposto, palla schizza via. Marcuzzi dai 9 metri per la Job Group. Battuta bella, lunga, profonda. Viene chiamata out. Al limite del proprio Sì. millimetrico. Sì, una chiamata che ci può stare. Uno pari. Battuta in salto spin, ben tenuta da Urbinati. Nardini gira, Giardini piazza questo colpo ma è attenta a Pezzotti. Brumat da palla per Snidero, altro tocco alto sulle mani del muro ma è attenta alla difesa di volta. Anche Urbinati però è attenta, Pezzotti stavolta va da Snidero, cambia colpo, non cerca più verso posto 1 il colpo alto ma verso posto 6. Si danno un po' fastidio in difesa il libero e la banda di Porto Mantovano, la palla cade 2-1. Battuta Cicolini. Battuta sulla banda di prima linea che viene poi richiamata in attacco anche se l'alzata non è proprio precisa. Colpo di secondo tocco di Pezzotti che viene tenuta
In difesa ben tenuta anche da Cicolini l'opposto di Porto Mantovano. Beatrice Snidero può piazzare solo il colpo. In difesa un attimo in difficoltà Porto Mantovano. Ottimo colpo questa volta dell'opposto mancino di Porto Mantovano, che chiude questo colpo verso posto 6. Brumat forse appena leggermente in ritardo sul posizionamento. Sì, ma più che altro pesa l'errore della prima palla appoggiata, quello è Dell'appoggio sì, abbondante. Dovevano giocare palla veloce, invece Pezzotti è costretta a fare un colpo di seconda, regalando il contrattacco poi a Porto, e lì è scaturito un po' tutto, quindi un po' più attenzione sul primo palo, il primo pallone, il primo tocco, che è fondamentale. 2 pari. Snidero precisa in ricezione, viene chiamata Nardini su questa fast non irresistibile, ma la difesa di Porto Mantovano era un po' in piedi, non pronta su questo colpo di Daniela. 3-2 in battuta Beatrice Snidero. Battuta lunga e profonda anche la sua, attenta alla ricezione di Porto. Bel colpo di Giardini, ma Cicolini è attenta. Di nuovo si affida al suo posto, stavolta cerca di cambiare colpo, di andare sulla parallela, ma abbondante questo colpo in parallela di Giardini, che finisce quasi fuori dalla vecchia linea degli allenatori. Sì, è proprio molto molto largo. Sempre Snidero in battuta. Ottima battuta, mette in difficoltà la ricezione di Porto. Piazza questo colpo lungo, ma è attenta a Tamborino. Chiude un po' il colpo Cicolini, ma ottima attenzione in difesa. Spreca purtroppo Brumat. Sì, peccato questo colpo di Alessia che scappa via, voleva piazzare la palla in posto 1, non è scappato proprio il polso da parte di questo attacco. Ottima comunque le due difese della Job Group, soprattutto la prima di Tamborino, molto, molto bella. Dopo la palla in mano al palleggiatore, veramente brava. Di nuovo Giardino in battuta. Anche questa palla abbondantemente fuori, Ugo. Si cerca di chiudere la palla molto vicino alla linea laterale e sui 4 metri circa. Colpo molto difficile, indubbiamente. Quindi Daniela aiutata dal nastro. Stavolta mette preghiera, ha detto Daniela, mi fa andare da questa palla, non ho visto il nastro. Ogni tanto queste colpi di fortuna ci vogliono anche quelli. 6-3. Primo mini break per la Job Group. Stavolta cambia il colpo, Daniela allunga la palla, cercano un primo tempo, ma viene solo appoggiata la palla di là. Altro pallonetto di Cicolini che viene tenuto a muro. Viene dato tocco a muro su questo attacco da posto 4 delle ospiti. Sì, non vedendo nessuna protesta da parte della squadra di casa, diciamo che il tocco c'è. Serve da rivedere anche la palla caduta del pallonetto di Cicolini, perché a me sembrava caduta. Sì. Comunque 6-4, sempre 2 punti di vantaggio per la Job Group. Battuta in salto spin. Snidero mette la palla in testa a Pezzotti, Brumat viene tenuta a muro. Si va in posto 4 con muro a 1. Maria non era riuscita ad andare a raddoppiare con Pezzotti, cerca di metterci Urbinati le braccia, di recuperare il muro, ma l'attacco era decisamente forte, ben colpita. 6-5, si rifanno sotto le ospiti. Battuta salto spin, ben ricevuta stavolta da Beatrice, infatti Pezzotti gioca tranquillamente questo bel primo tempo con Maria ben chiuso verso posto 5, un colpo lungo. Sì. Chiamata in causa Maria questa frangente, giustamente, palla alzata veramente in maniera ottima questa, soprattutto all'altezza di Maria. 7-5. Anche perché bisogna dire che Maria colpisce la palla veramente ad un'ottima altezza. Sì. Un'ottima elevazione, l'altezza ovviamente ce l'ha. Battuta Pezzotti, 7-5. Battuta che scende poco dietro i 3 metri. Altro attacco della banda Riccato abbondante verso posto 5, l'esce laterale. Abbiamo visto un sacco di attacchi uscire su quella diagonale, Ugo. Sì, proprio manca
quel po' per tenere la palla in campo, perché dico, come ho detto anche prima, la forza c'è sicuramente, ma la lunghezza viene pagata. Questo errore è abbastanza gratuito, sta palla, sta battuta senza, diciamo, né rischiato né niente, una palla che esce così senza tra virgolette un perché, è andata lì. Ne prendiamo atto, 8-6 e andiamo sulla ricezione. Che non serve. Finisce sulla rete la battuta del centrale Garau. Tornato il favore e battuta si presenta Brumat per la Job Group sul 9-6 per le padrone di casa. Battuta lunga, ricezione un po' abbondante, costretta al tocco di secondo, Brumat interviene, Pezzotti si affida a Cicolini che trova questo pertugio lungo su un angolino di posto 1, colpo piazzato sulla linea, Ugo. Sì, ottimo colpo, veramente a scavalcare millimetrico. Sì, molto bello. Giardini forse non se l'aspettava neanche questo colpo. Time out da parte di Porto Mantovano sul 10-6. Rientrano in campo le due formazioni. Battuta sempre Brumat. Battuta anche la sua, cercare la banda di prima linea, Riccato stavolta approfitta forse di un muro leggermente scomposto e chiude bene questo colpo che si infila tra le giocatrici a muro. C'è stato un po' di controtempo tra la guida a muro e il centrale, che ha dovuto dare assistenza, palla scappa in mezzo, 10-7. Battuta la regista di Porto Mantovano, ricezione di Beatrice leggermente abbondante, ma Pezzotti rimedia e Maria chiude. Altro colpo come quello di prima, lungo verso posto 5. Battuta va proprio lei dopo questo bel punto. Va a cercare sempre questa palla lunga in ricezione. Cicolini non se lo fa dire due volte e approfitta di questo rigore ben chiuso di cattiveria. Sempre Maria Marcuzzi in battuta, cerca giustamente la zona che le ha dato un ottimo risultato. Stavolta da posto 2 passa a Porto Mantovano, anche qui forse il muro leggermente scomposto, fuori tempo. È stato un concorso di ritardi tra il muro e anche la zona di difesa, la stazione di difesa di seconda linea, quindi un concorso di colpa, ma la palla era anche abbastanza veloce, quindi un punto che si può accettare. Brumat stavolta tiene bene la ricezione, Cicolini cambia, piazza un bel pallonetto, chiedevano la palla recuperata. Non mi sembrava da qua su, poi da qua su diciamo sempre che è sempre un problema, ma mi sembrava che la palla caduta come l'azione del set precedente. Solito cambio, sì, entrano Bovolo e Bortotto. Bortot sceglie questa palla che cade appena dietro i 3 metri, viene giustamente fischiato fallo alla palleggiatrice avversaria che aveva cercato di rimediare a questa ricezione che stava scappando nel campo delle padrone di casa. 14-8 più 6, sempre Bortot, altra battuta, stavolta la ricezione di Fatrovare è pronta
E giustamente Poggi approfitta del suo centrale di esperienza, nonché capitana, che si accinge però ad andare in battuta, ma viene chiamato il cambio. Esce ed entra come il set precedente Fiorellini per lei in battuta. Se vedo il numero giusto. No, 15 è Gualtieri. No, come il primo set, stesso cambio del primo set, libero con la maglia del giocatore. Per difendere ovviamente posto 5, vediamo come si svilupperà l'azione anche adesso. Brumat. Bella battuta. Snidero piazza questo pallonetto che mette in difficoltà la difesa di Porto Mantovano. Altro pallonetto di Bovolo, giocano solo in bugger nel campo della Udine Volley. Stavolta Bovolo tira, ma Gualtieri tiene. Piazzano questo attacco in pipe in cui Urbinati è ben attenta. Bovolo cambia il colpo, viene fischiato un fallo di evasione, probabilmente Bovolo sullo slancio, dopo aver colpito la palla, ha continuato la corsa col braccio. Leggermente, però secondo me giustamente ha visto, ha fischiato, niente da dire. Quindi Giustamente. 14-10. Battuta sempre Gualtieri. Brumat attenta, Bovolo chiama Nardini, non chiude il colpo, tiene la difesa di Porto Mantovano. Cambia completamente stavolta Bovolo, va su una diagonale strettissima in cui ottimo colpo da parte di Irene, questo è veramente molto bello, alto, chiude nei 3 metri questa diagonale, veramente un gran colpo, bravissima. (15-10) in battuta Snidero. Ricezione attenta di Porto Mantovano, va dietro da Giardini, colpo anche questo vicino alla linea laterale del campo. Cambio nelle file del padrone di casa, esce Snidero ed entra Elena Colonello. Nel frattempo in battuta per le ospiti Giardini. Pesta abbondantemente la riga di fondo campo in battuta. Coach Marone non se lo fa dire 2 volte, la toglie e al suo posto col numero 3 entra Miseridino. Battuta nel frattempo Daniela Nardini. Anche questo un regalo un po' così gratuito. 16-12. Battuta salto spin, ricezione di Colonello, Bortotti innesca Brumat, bel colpo sulle mani del muro. Coach Leone chiude il doppio cambio sul 17-12. Battuta la regista di casa Pezzotti. Va verso posto 1, completamente sbagliata questa ricezione. Vuol dire che soffrono molto le battute verso posto 1 e comunque battute flottanti, lunghe. Non particolarmente difficile questa qua, proprio mancato lo spostamento laterale, il piano di rimbalzo messo tardi e poi scappa via. Ovviamente subita anche una battuta che, diciamo così, non era fortissima, piazzata bene sicuramente, ma non fortissima, quindi abbiamo visto diverse volte, esatto, in difficoltà su queste battute profonde.
18-12, tanto per le padrone di casa, più 6. Frattempo esaurisce anche secondo time out. Battuta sempre Pezzotti. Tocco di seconda, ma è attenta a Pezzotti. Chiude troppo forse il colpo Cicolini, ma Tamborino è attenta. Brumat viene tenuta da Porto Mantovano, palla piazzata su cui Tamborino ci arriva senza difficoltà. Cicolini invece Palla nettamente dentro. Nettamente dentro. Assolutamente. Questo attacco di Alessia era più che buono. Sì. Non è della nostra idea però Ugo, l'arbitro, e assegna il punto 18-13. alle ospiti. Battuta Garau. Urbinati tiene bene. Viene fiscato altro fallo di invasione, stavolta Maria. (18-14). Battuta sempre per le ospiti Garau. Pezzotti va da Cicolini, chiude ancora di più il colpo. Si è presa anche questa palla qua anche da posto 4, molto alta, andata a chiudere questo colpo sui 4 metri, ottima palla sia di Pezzotti che ottimo colpo di Cicolini. 19esimo punto, 19-14 per la Yao Group. In battuta Brumat. Tra battuta lunga e profonda, la ricezione è sempre staccata. Attenta alla difesa di Tamborino. Cicolini forse stavolta l'alzata era un po' corta, attaccata, lascia scendere forse troppo la palla, chiude il colpo, sì. Però il muro era ben attento. Sì, il muro era piazzato ottimamente da parte di Porto, una palla un po' corta uscita dal palleggio di Pezzotti, ha provato lo stesso Cicolini a forzare il muro ma non c'è riuscita. 15-19. Palla corta, Colonnello è attenta, Pezzotti va di nuovo da Cicolini che viene tenuta a muro. La difesa però di Porto Mantovano non è attenta e spreca l'ottimo lavoro che aveva fatto il muro e ne approfitta. È molto brava anche il Colonnello a seguire questa palla, a non intervenire, ad aspettare che la palla tocchi il nastro da sola e trarre in inganno anche gli avversari. Esatto, sì, molto brava. Battuta Maria Marcuzzi. Se fischiamo quella di prima. Attacco, palleggio piedi a terra. Elena invece tira senza paura. Direi che era nettamente fuori, anche se Maria, Elena avevo posto 6 davanti e non so dove è caduta. Mi hanno fatto venire un attimino. È stato un momento di panico generale perché nessuno l'aveva chiamata né fuori né dentro infatti, né mia. Vabbè, comunque 21, è andata 15, così. Di nuovo in difficoltà la ricezione di Porto Mantovano. Questa palla è attaccata, ben attenta Pezzotti in copertura del muro. Brumat innesca a Colonnello, difesa che può permettere solo il contrattacco in bagger. Pezzotti si affida dietro a Cicolini, le scappa un po' questa palla. Diciamo che questo errore non va a macchiare la prestazione anche questa sera di Alessia. No, anche perché diciamo che la palla di Alice in palleggio sì, non era malissimo, ma stava scendendo, stava morendo attaccata proprio alla rete, quindi difficoltà anche a gestire questa palla. Altra battuta abbondantemente fuori. 22-16 ed è proprio Cicolini che va in battuta. Altra prestazione la sua, Ugo, decisamente di alti livelli. Sì. Palla piazzata
di Fiorellini, ma rimane- di fronte a Daniela Nardini, che non è proprio l'ultima, e aspetta fino all'ultimo e poi le chiude la palla. tutti gli spazi possibili. 23-16 per il gruppo, ancora battuta Ciccolini. Altra palla, Fiorellini un po' in difficoltà sulla ricezione, si affida a questo in attacco in pipe, ma Tamborino attenta, Pezzotti va da Colonnello, bel colpo questo di Elena sulla mano alta di alta. posto 2. È stato fino all'ultimo momento per girare questo colpo, si è visto, poi ha cercato proprio lungo il posto 1. Match point 24-16, primo di una serie di match point per la Iop in mano ad Alessia. Vediamo se cercherà il punto diretto. Fiorellini stavolta riceve bene, va al centro, ma Daniela è ben attenta su questa palla. Di nuovo da Fiorellini e Daniela nuovamente le blocca la strada. 25-16, 3-0 e pratica chiusa a favore della Iop Group. Sì, diciamo possiamo dire una partita, diciamo solo nel secondo set leggermente in bilico sulla parte centrale del parziale, ma poi gestita anche in maniera ottimale dalla formazione di casa. 3 punti d'oro che vanno ad aggiungersi a questa classifica che aggiorniamo dopo 17 partite, al netto di qualche recupero che devono fare ancora qualche squadra, ma che dice così, dal primo posto Nardi Volta Mantovana con 42 punti, al secondo posto Arena Volley Team Verona 40, al terzo posto Duetti Giorgione e Treviso con 36, al quarto posto Eurogroup Alte Frate Padova con 33, al quinto posto la Cortina Express Moco Volley con 28, al sesto posto la IPAC Volley 90 Vicentina con 27 punti, al settimo posto sale la nostra Iop Group Forum Iuli con 24 punti, all'ottavo posto Alia Aduna Padova con 22, al nono posto Conegliano Volley con 21, al decimo posto Porto Mantovano Euromontaggi con 12, all'undicesimo posto Isuzu Cerea Verona con 8, chiude Tori Vicenza con 1 punto. Detto questo, rinnoviamo l'appuntamento per le due squadre fra 3 giorni, si scontreranno a Porto Mantovano per questo mini girone andata e ritorno condensato. Esattamente, e quindi l'appuntamento è per sabato alle 20:30 a Porto Mantovano. Come sempre ringraziamo per l'assistenza tecnica il nostro istituibile Franco Terenzani. Ugo, ci rivediamo qua fra una settimana. Una buona abbondante serata a tutti e grazie per averci ascoltato. Grazie a tutte, buonasera a tutti. Buonasera.